Come si vive questo momento di pandemia? Il Sunia si occupa di tante iniziative, una breve panoramica di ciò che è il vostro lavoro, anche la presenza nel territorio. Allora, il SUNIA è il sindacato degli inquilini e degli assegnatari degli alloggi popolari. Devo dire che ci impegna tanto perché sia da un punto di vista inquilini privati che da un punto di vista inquilini pubblici che sono gli assegnatari di alloggi popolari. È un campo che è sempre più dimenticato però, sia dai governi nazionali che dal governo regionale, perché sono state stanziate tante somme, sono stati stanziati aiuti nei confronti sia degli inquilini privati che degli assegnatari degli alloggi popolari, però in realtà vediamo poco e niente. Nei mesi scorsi è stato finanziato il fondo per il sostegno all'affitto, abbiamo avviato le pratiche e siamo ancora in attesa delle somme. Questo che significa? Che c'è tanto bisogno di aiuti economici, anche questo è un settore sia da un punto di vista privatistico che da un punto di vista pubblico, quindi gli assegnatari di alloggi popolari è un settore che ha bisogno del sostegno dello Stato, sia della Regione che anche del Governo nazionale. Noi siamo qui per dare delle risposte, devo dire che abbiamo notevoli difficoltà per tante cose, poi il Covid peggiora, non ci aiuta, noi cerchiamo sempre di essere presenti, abbiamo difficoltà di incontrare gli inquilini, abbiamo difficoltà di incontrare le persone, ma non sarà certamente questo che ci ferma.